Torniamo in onda, siamo in diretta e soprattutto voglia di festa, ma chi ve lo dica fa? C'è voglia di festa, Radio Adige TV, soprattutto d'estate, ancora di più, basta con le rime perché sennò sembra studiata. Detto questo, diamo il benvenuto alle nostre ospiti di oggi, perché oggi ci trasferiamo, oltretutto in un posto bellissimo, poi a mio gusto e parere bellissimo, ad Alcenago, nonché Alcenago in festa. Diamo il benvenuto a Anna ed Elisa. Ciao, benvenute. Ciao. Ciao. In coro, babam. Come state? Bene, direi. Tutto bene, molto bene. Allora, torna Alcenago in festa e finalmente riusciamo ad avere a Radio Adige TV Alcenago, perché io ogni volta che vado a mangiare al Alcenago capita sempre il momento che trovo la sagra e quindi dopo che trovo, diciamo, allora quando riesco e vado, che non abbiamo le serate, arriviamo e dopo vado diretto alla sagra, quindi grande festa. Raccontatemi un po', quest'anno ovviamente torna Alcenago in festa, raccontateci novità di quest'anno, che succede, cosa arriverà di bello, prego. Allora, parla pure tu, dai. No, niente, la novità grande, grossa Sì. di quest'anno è che abbiamo un nuovo palco per i gruppi, per Sì. la parte musica, musicale, certo. E ne siamo orgogliosi perché finalmente abbiamo un nostro palco. Vostro nel senso vostro. Nostro. Proprio nostro. Però, quindi complimenti. siamo sempre stati un po' così, diciamo una festa un po' piccolina, quindi col palco nuovo risultiamo essere una grande festa. Beh, che bello, insomma, è un vestito nuovo. Assolutamente. quindi Sì, è come decisamente. quando, diciamo, inizialmente magari sono solo panche, poi una tensostruttura, poi 2, poi 3, poi le cucine, che poi ci arriviamo anche qua. Sì. E quindi insomma tutto prende sempre più vita, è una festa che comunque è molto sentita. Però un po' di curiosità, cioè Alcenago in festa, come nasce un po' questa? Allora, Alcenago in festa in realtà nasce come festa parrocchiale, festa del paese, Ok. legata proprio al patrono dei giovani, San Luigi, perché ok. il nome iniziale era proprio festa di San Luigi. Ok. Oltre 70 anni fa, perché mi raccontano i miei nonni e mio papà, più che Certo, altro andiamo perché è del indietro. paese, sì. Certo. Che nasceva proprio nel piazzale della chiesa, quindi di fronte alla chiesa, e loro al tempo avevano un palco di fronte alla chiesa dove suonava una band, o meglio un'orchestra, perché Sì, suonavano Orchestra. orchestra, musica, Certo. sì, Musiche da ballo di paese, esatto. certo. Il Ma liscio. questo, certo, quello. Quindi e niente, lì è nata proprio la festa, che era solamente di una giornata, Sì. e che era la domenica, che poi era il giorno di festa, appunto. Certo. Quindi nel pomeriggio si facevano proprio giochi per tutti i giovani bello. e le famiglie. Che bello. Si partiva non so, dal mangiare un piatto di bigoli mani. senza mani, Wow. cioè solo con la bocca, nel senso che Momento a Marcod, raga, perché ci sta ascoltando qua, scattano i ricordi. Bello, sì, bello. poi c'era il palo della cuccagna, cioè tanti bei giochi, il lancio delle uova, che Ce che- n'erano. Sì, ce n'erano. quindi- Allora, Alcenago 2026 ritorna a luglio 2026, 10, 11, 12 e sono cambiate molte cose. Molte. Ma come la tradizione che rimane è fondamentale, però insomma tutto cambia, ma arrivano anche novità. Si parla in questo caso di palchi, di unione, di festa, Sì. di persone nuove che entrano e che portano le proprie idee, musica, cibo, cultura e tradizione. Quest'anno cosa succederà di bello a partire da venerdì 10? Allora, da venerdì 10 inizieremo la nostra festa Sì? con un gruppo che nasce proprio ad Alcenago. Che bello! Ci sono questi ragazzi che allieteranno la serata, si Sì. chiamano gli Alken Lidl. E il sabato avremo le Majorette Certo. di Grezzana. Ecco qua. Esattamente, Bello. e poi un remember Certo. degli anni 90 con DJ Memories, meglio conosciuti ai nostri tempi come Music Time. Ve la siete goduta? lì, Sì, ce la siamo goduta. Sì, Punto, assolutamente. chiudiamo. Beh, è giusto, insomma. È giusto. Certo. E domenica è una cosa bella e che ci caratterizza, secondo me. Abbiamo il raduno delle auto storiche Sì. in mattinata.
A seguire ci sarà il pranzo, comunque sempre sul cimiteriale, Sì. esatto. E poi nel pomeriggio sera avremo il gruppo di danze storiche popolari. E concluderemo la serata con la band RH Positivo, che Cioè, insomma tanta speriamo roba. che il tempo ci voglia bene. Sì, speriamo. Allora, e che vada tutto bene. Esatto, ma Esatto. questo sicuramente. Sappiamo che il tempo non lo comandiamo. Non si comanda. raga. Cioè, noi possiamo fare, prenotare, chiamare l'universo, ce la mettiamo tutti. Insomma, sì, lo eh spirito è quello di dire andiamo dal Cenago a fare festa. Quindi Assolutamente. Beh, intanto complimenti perché musica, programma molto bello, quindi bello. Poi per tutti, che non è Esatto. sempre. Grazie. Sì. Ecco, una cosa importante anche, abbiamo l'area bambini con, con i gonfiabili. E, insomma, quindi Immagino già i genitori in macchina che staccano le mani dal volante e fanno oh! Bene, ecco, quindi Esatto. ci sta. Beh, insomma, comunque dicevo bello per tutti. Pensavo dicessi, abbiamo anche non come 70 anni fa che facevano per tutti, non è vero, liscio. No. I tempi cambiano, anche i gusti, quindi è giusto accontentare assolutamente. Esatto. tutti. È giusto. Allora, ancora curiosità, ad Alcenago si mangia, questo lo so. Sì, si Ma mangia bene. Ecco, qualche spoiler, piatto forte. Legandoci sempre ai bigoli Ah, sì. che abbiamo Eh. menzionato prima, Certo. il piatto forte nostro sono proprio i bigoli all'anatra. Ok, ecco, quindi insomma sì. prendete nota perché insomma E piace. anche la mortadella E anche la mortadella, sì. là. direttamente da Possiamo dire tutto. tutto, polenta e mortadella. Ah, ok, perfetto, benissimo. No, allora io invece adesso avrei un'altra domanda che si lega un po', però deve essere chiara, diretta e spero difficilissima. Ok? Chi parte è svantaggiato. Piatto preferito singolare di Anna e piatto preferito di Elisa. Ok. Tu, prego. Bigoli all'anatra. Ottimo. Allora io sono un po' combattuta tra il bigoli all'anatra oppure i gnocchi con il gorgonzola. Wow. Anche vero. quelli sono molto tanta roba. buoni. Anche quelli sono Diciamo buoni. che insomma ce n'è per tutti, da Sì, mangiare, da bere, sì, ce n'è sì. per tutti. Accontentiamo tutti. So che al Cenago le birre non ci saranno, vero? No. No, a me quest'anno non Stanno c'hanno zero. Sì, certo. Vabbè, facciamo così. Io passerò magari a controllare. No, Si può. anche un'altra novità che mi stavo dimenticando, avremo il come si chiama? Chi c'è? Si mangia o si beve intanto? Si beve. Si beve, attenzione. Ah, ok. Ah, Il allora, carrettino con il gin tonic. Esatto, cioè Wow. ci sarà dei nostri amici che verranno con la petta a deliziarci Sì. con questi favolosi gin tonic e aperitivi. Beh, tanta roba direi. Sì, Quindi insomma, grande festa dal Cenago. sì. Poi, detto questo, intanto vi ricordiamo che per chi ci sta ascoltando in DAB potete anche guardarci su www.radioadige.tv ma potete anche rivedere e riascoltarvi questa bellissima chiacchierata su tutti i nostri canali, anche sui loro che ci condivideranno sicuro. Assolutamente. E volevo fare una piccola parentesi perché c'è anche una grafica dedicata: quinto raduno al Cenago. Eccolo qua. Sì, L'avevamo esatto. citato prima un po' velocemente. Auto storiche e sportive, prego. Sì. Chi vuole? Prego, Allora, prego. praticamente il raduno si inizierà alle 8, Sì. un quarto più o meno, si ritrovano ad Alcenago nel piazzale della festa, Sì, dove poi verrà offerta una colazione per tutti i partecipanti. Certo. Quelli che non si sono già iscritti troveranno comunque il numero di telefono di Denis, che è il Certo. responsabile appunto dell'evento. E quelli che non si sono già iscritti appunto tramite il Denis si possono iscrivere anche il giorno stesso, quella ok, mattina, esatto. quindi avanti. Sì, esatto. sì. E poi ovviamente ci sarà questo giro che Entrando Certo. la locanda Sì, locanda Via Verde, le Esatto. Signa, eccoci qua. e poi ritorneranno sempre nel piazzale della festa. Bello. E lì concluderanno Con in il tarda pranzo. serata, perché anche l'anno scorso Tarda serata è preoccupante. tantissimi sono rimasti anche fino a Bello. tarda serata. Beh, allora, io intanto vi ringrazio per essere state oggi con noi, insomma, in questa breve ma piacevole chiacchierata. Spero di unire tutti i 7 pianeti e passare Beh, almeno ti ad una certa aspettiamo, ora eh. dal Cenago.
O poi magari chissà, poi magari il prossimo anno vi portiamo anche la musica. Chi lo sa? Chi Magari, lo sa? Chi lo sa? magari. Quindi insomma, Quindi ti aspettiamo con una birra che non c'è. Immaginavo. Perfetto, benissimo. Ora, grazie davvero per essere state con noi. Grazie Abbiamo detto a te, tutto, c'è grazie altro da a voi. aggiungere. Abbiamo detto più o meno tutto. Va bene. Grazie a te. Aggiungo solo, grazie a voi, fatelo insieme a noi, perché c'è anche un logo tutto nuovo, bellissimo, su Alcenago in Festa su Instagram e Facebook, Sì. per scoprire di tutto, e potete trovare tutto. Creato poi- proprio da noi. Ecco, quindi mi raccomando, guardate che bello, quindi bene. Quindi oltre al parco, anche inaugurazione del logo nuovo. Esatto. Quindi, grazie per essere state con noi, grazie Anna, grazie Elisa. Grazie a te. Grazie a te. Ciao a tutti. Diamo spazio alla musica, e se vi siete persi questa chiacchierata potete riascoltarla e rivederla sui nostri canali. Adesso musica.